Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto veneziano. Iniziamo subito col classico di dirvi che dovete mettere il nome e data di nascita per fare una domanda per le Sibille Interattive e chiaramente anche per il pendolino. Vi ricordo anche che le gare Marietto veneziano hanno 2 gruppi sui social, su Face soprattutto, i casti sacerdotali, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, da dove magari qualcuno potrebbe da Face fare delle domande. Mi ricordo che per gli amici di Face importantissimo iscriversi alla piattaforma. Vi ricordo che questa sera alle 21:15 ci sarà il The Garda per le Sibille Interattive su questa piattaforma. Bene, detto questo andiamo avanti con le solite spiegazioni, no? Allora, noi siamo presenti anche nel web con questa piattaforma, questo sito web in cui ci sono 20 ebook di radionica radiestesia scaricabili gratuitamente. Sono anche altri ebook di magia, alcuni fatti da Edgarda e anche di chirurgia fatti da me. Siamo presenti dal 2015, potete scaricare tutto quello che volete gratuitamente. Ci sono circuiti radionici, quadranti radiestesici con tanto di istruzioni, mi raccomando. Questo qua scaricate a più non posso e fate passare, anche perché ci sono circuiti per la protezione dello Stato italiano, visto che Marietto dal 2010 continuava a dirlo che sarebbe arrivato questo periodo importante, e adesso per chi li ha già scaricati anni fa e sono attivi, sicuramente avrà un punto di vantaggio. Poi nel nostro sito abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare questi ciondoli di protezione, soprattutto per questo periodo. Sono 8 protezioni radioniche e in più quelle di Giove. Se si vogliono, costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Se si vogliono aggiungere dei programmi aggiuntivi si possono fare al prezzo di 20 euro. Bene. Vedo già qualche amicizia che ci saluta, fa sempre piacere, persone educate, ecco, ciao Alessandra. Bene, in più vi ricordo anche che nel sito, per quelle persone che vogliono una sicurezza in più, soprattutto questo periodo, il sesto sigillo di Marte è molto importante per il semplice fatto che i sigilli sono una protezione importantissima per il nostro corpo astrale eterico. Noi ne abbiamo 52 nel nostro palinsesto e per fare un sigillo ci vogliono qualcosa come 3 ore fra consacrazione, battesimo e quant'altro, e costano 150 euro più 10 euro di spedizione. Però i sigilli non è che si fanno così, bisogna un consulto, bisogna valutare bene perché il sigillo è una cosa estremamente personale, è una cosa che praticamente si aggancia alla nostra anima e ci segue per tutta la vita. In più vi ricordo che il venerdì sera facciamo le pulizie per quelle persone che vogliono avere sempre un corpo eterico o vibrazionalmente a posto. La base è 100 euro più 20 euro se si fanno dopo 6 mesi la continuità, cioè praticamente si vuole continuare, però la prima volta sono 100 euro. In più offriamo anche dei riti propiziatori per quelle persone che sono motivate a, magari per la ditta, l'attività, soprattutto questo periodo in cui al di là dei vogliamoci tutti bene, angeli colorati, luce colorata e quinta dimensione, nella realtà, come il vostro Marietto vi ha sempre spiegato, i riti propiziatori sono molto importanti e per le persone che vogliono abbondanza, salute, benessere, amore, ecco, noi siamo sempre disponibili, sempre previo consulto. Vi ricordo invece il martedì che noi facciamo anche le pulizie per i vaccinati. Saluto anche la nostra Paola. Vediamo un po'. Ciao Paola, grazie, fa sempre piacere alle persone educate. Bene, detto questo, vi ricordo che il The Guard è sempre disponibile per consulti, consulti chiaramente professionali a questo numero, ed eventualmente se invece non avete la possibilità o non avete, insomma non volete, avete sempre la possibilità gratuita alle 21:15 lunedì, mercoledì e venerdì. Io invece il vostro Marietto c'è sempre alle 11:20.
di ogni mattina. Bene, vediamo se ci sono qualche domandina fatta bene, con scrupolo, con completa, e la persona che fa la domanda deve essere presente. Vediamo un po', e chi c'è? C'è la nostra Paola, cosa dice? No, no, Paola, giustamente la Paola fa una bella domanda. Lei ha scaricato, perché si vede che è una persona che ci segue da un periodo, ha già scaricato, no, quando li attivi una volta bastano e avanzano, però devi sempre averli, non so, sopra l'armadio o sopra, come si suol dire, o protetti, ma che siano stampati su fogli. Vanno bene anche teoricamente, se li hai dentro un cellulare, però l'ideale all'inizio sarebbe, attivarli in modo che la nostra sacra patria sia difesa. Bene, vediamo se ci sono altre domandine. No, vedo che non ci sono altre domande, quindi aspettiamo ancora un po' se qualcuno vuole fare una domanda, altrimenti, vi invito questa sera alle 21:15 con la nostra Hildegarda, e di visitare chiaramente il nostro sito del Capitano, dove potete scaricare gli ebook gratuiti e i quadranti radiostesici. Allora, Alessandra, ma questa domanda l'hai già fatta o sbaglio? Perché non so se sei la solita Alessandra che ha cambiato il nome, perché la domanda, volevo sapere se questa domanda l'hai già fatta. Perché se l'hai già fatta è inutile che ti rispondo per il semplice fatto che si ubriacano le sibille. Rispondimi un po' se hai già fatto questa domanda. Vi ricordo che un'altra cosa, se uno fa una domanda non deve rifarla dopo 2 o 3 mesi, cioè bisognerebbe lasciare un lasso di tempo di 6 mesi, perché sennò le sibille si ubriacano e si creano. Ah, ok, va bene. Allora vediamo un po' l'Alessandra. Alessandra del 72 chiede se riuscirà in giugno a acquistare la casa che desidera. Va bene, allora a questo punto, se Alessandra è una nuova domanda, vediamo un po' di risponderti giustamente. Vediamo un po' la nostra Alessandra. Ci sono dei problemi, Alessandra, e non è così facile. Valuta bene in che zona devi comprarla, magari fai anche un consulto privato, perché adesso con la guerra che sta arrivando, si vede che non ci segui da molto tempo, perché ci stiamo spiegando che la situazione non è poi così facile, anche comprarla, farsela tirare giù dalle bombe. Vabbè, allora, costanza e gelosia. Allora, voi sicuramente, tu Alessandra, sei una persona forte, importante, decisa, però attenzione che c'è una perdita di denaro. Stai attenta, perché molto probabilmente ci potrebbe essere qualcosina che disturba l'acquisto della casa. Vediamo un po'. Sembra che l'allenate molto, però per questioni finanziarie, vediamo un po' se la cosa sembra, e non è proprio chiara la cosa. Guarda Alessandra, vedi, in passato sembrava che andasse in porto l'acquisto o di qualcosa di importante, però ci sono stati dei freni dovuti a un attacco esterno, e dovuti. Alessandro giustamente dice una cosa importante: lo so, ma ha venduto, lo so Alessandra, infatti vedo qui che l'affare magari l'avete fatto, però adesso ci sono delle problematiche, nel passato ci sono state problematiche importanti, avete cercato di aggiustare la cosa, e vedo che sei molto attiva. Nel presente vedo che hai ricevuto magari, o hai mandato delle lettere, perché effettivamente sei innamorato di qualcosa di importante, qualcosa di importante che potrebbe essere anche vantaggioso, però vedi, vedo che piangerai molto, quindi attenta nel presente a fare passi falsi, perché anche se seguite le pillole del Marietto, sapete benissimo che la situazione non è facile.
è una situazione difficile adesso. Certo, adesso avere i soldi liquidi è una sfortuna perché con l'inflazione che c'è è praticamente un autogol. Poi ved vedo in futuro che qualcuno molto importante e anche qualcun altro di vecchie conoscenze ti daranno una mano, però vedi ci saranno dei blocchi, morte, ammalato, e poi un cambiamento della legge, sembra che ci sarà qualcosa a livello, di legge, Quindi non è facile, non è facile non è facile questa situazione perché sembra un passo avanti e 2 indietro, vedi piangi, la morte, l'ammalato, persone che effettivamente ti vorranno aiutare, poi qualcosa a livello legale che sembra un cambiamento e tu che sei speranzosa. Vedi, speranzosa, sembra un ritorno a questa casa che vuoi comprare e con allegrezza, però stai attenta perché c'è sotto qualcosa che non va in quella casa lì. Sembra che ci sia un piccolo problema, vedi? Cioè mica tanto piccolo. Sembra che tu aspetti una risposta, questa risposta arrivi, ma ci saranno delle problematiche importanti, Quando si acquista una casa bisogna guardare il sottosuolo, bisogna guardare una miriade di cose, perché io ho dei committenti che si son trovati, dopo aver fatto un consulto con me, che avevan già comprato la casa e hanno delle problematiche importanti nel sottosuolo. Quindi io vedo che qua, nel presente fra un po' piangerai. Ami molto quella casa che hai in mente di prendere e sarai anche aiutata, però ci saranno dei blocchi importanti e alla fine sembra quasi che la prendi, però stai molto attenta o c'è anche il pericolo che ritorni, da dove sei partita, però stai molto attenta perché ci potrebbero essere delle situazioni ancora, nascoste, magari anche quando l'hai presa, quindi disgrazia, poi coi tempi che corrono, state attenti a comprar case vicino a ponti o strade. Bene cari amici, vedo che non c'è nessun'altra domanda, il vostro marito vi invita questa sera alle 21:15 con la nostra Hildegarda, vi ringrazio e alla prossima, mh. Ciao a tutti.